Cosa si può fare? Questi sindaci, queste amministrazioni hanno fatto davvero molto per la biodiversità, e solo il fatto di dire so da dove arrivano i giovani, quindi sarò brevissimissima, sapere da dove arriva la roba che mangio e cominciare a dire coltivo questa varietà, questo insieme di varietà di frumento, intanto si comincia col frumento, poi parleremo di fagioli, parleremo di un sacco di altre cose, è già importantissimo. La cosa che ha fatto il gruppo dell'Isontino di recuperare un po' di vecchie varietà, di antiche varietà, è un altro passo avanti, però la cosa ancora più importante, quando si parla di biodiversità agraria, non è tanto, è importante la specie che io vado a seminare o a coltivare, ma è ancora più importante a seconda del tipo di agricoltura che faccio in quel posto lì, se riesco a far vivere quei 30 quintali di microrganismi che dicevo prima. Allora come faccio a farli star bene, star male e farli diventare 35 quintali invece di 20, 15, 5? In primo luogo non devo utilizzare i prodotti chimici di sintesi, perché ogni volta che uso un diserbante io li faccio fuori questi, ogni volta che gli butto del nitrato ammonico io questi li faccio fuori, perché quei batteri per esempio che fissano l'azoto, che ci stanno così simpatici, sono quelli che vivono con le leguminose o quelli che vivono liberamente nel terreno, se io gli butto l'urea non hanno più ragione di esistere e quindi io li faccio fuori. Se io faccio le arature a 40 cm e ribalto la fetta del terreno, porto quelli che stavano tanto bene laggiù in fondo con poco ossigeno e poca luce in superficie ed evidentemente muoiono, così come porto quelli che stavano sopra, tanta luce, tanto ossigeno sotto, evidentemente gli girano o siccome non possono andarsene via perché non riescono a muoversi, muoiono o semplicemente non si moltiplicano. Quindi l'agricoltura che io faccio in un territorio determina in maniera pesantissima la biodiversità nel terreno e sopra il terreno. Le scelte delle varietà che semino sono un altro pezzettino di biodiversità, ma quella proprio forte è quella del tipo di agricoltura. Non vi tedio sul fatto che l'agricoltura biologica su queste cose ha già fatto i suoi ragionamenti e le scelte che quindi come si fa e cosa si può fare o cosa non si può fare in biologico sono determinate proprio dal rispetto di questa biodiversità.